Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Vergognosissimo! E allora ci sono questi due amici che vanno, uno balbuziente e uno normale, arrivano, fai conto, via Mercato Vecchio, eccetera così, quando fa, al centro balbuziente fa: Franco, dimmi, a tu veduto che bionde, tu là, ormai, dimmi prima, va avanti un po' e fa: Franco, dimmi, a tu veduto che more là, tu là, ormai è là di via, dimmi, ma visimi prima, no? Non arrivi. Dopo un po' camminano: Franco, dimmi, sì, le hai vedute? E allora perché le ha tu pestate? Questa la raccontavano negli anni, una roba vergognosissima. Siamo pronti? Siamo pronti. Allora sapete che una volta quando uno aveva un problema, mal di pancia, si usava l'acqua, le borse di Arettiani, non è roba vergognosissima, adesso non si usano più, però questo qui che aveva mal di pancia, il condominio va dal suo vicino e fa: Ciale, scusa, hai una borsa di Arettiani? No, guarda, io non uso acqua calda, però quando ho questi problemi di pancia, sai che fa? No, prendo questo mio gatto, vedi questo gatto grandissimo che è un persiano peloso, lo mette panse, è mio di Arettiani, lo mette panse lì tranquillo, così là. Boh, dal presti, torno domani mattina. Questo qua, il giorno dopo, la mattina, gli porta il gatto al vicino e apre, questo qua gli apre la porta, allora devo graffiare, il pigiama devo strappare, no? C'ha peccato, ma ci sta succedendo? Ma scusa, se non sai, che tu fai, ma perché? Ma ci sta? E l'estate già, ma no, è possibile, che è buonissimo, ma ciale, allora. Quando gli ho messo la canetta nel culetto niente, ma quando gli ho riempito di acqua calda mi è partito dappertutto. Comunque c'era questo cavallo, questo qua aveva quel contadino che aveva quel cavallo, che a un certo punto si metteva vai, cavallo sempre avvilito, vai, il cavallo sempre che piangeva, chiamate il veterinario, chiamato un altro veterinario, un veterinario di Padova, arriva qua, il cavallo sempre lì a velino, non mangiava, proprio sempre un cavallo che piange, è una roba veramente vergognosissima. Peggio di quello di Podgora, perché quello si è morto, questo qua piangeva di continuo. A un certo punto uno vede, arriva un giovane e gli fa: buondì, sono venuto qua per vedere dal cavallo, sì, perché? Io ho le cure, ma veramente, vabbè. Questo qua va dentro, prende il cavallo, li apre, li tira su l'orecchia, gli dice una roba nell'orecchio, il cavallo comincia a ridere, oddio, quella cosa di grazie, troppissima, 300 euro, grazie, cavallo che ride, che salta lì nella stalla, un spettacolo. Però un giorno, 2 giorni, cioè cavallo che ride di continuo, a un certo punto torna a clamare che già in casa, scusa, sì, io ti ho dato 300 euro, cavallo, come ridi di continuo, ma c'è tu fa, no? Ma c'è già succeduto, no? Torna dentro, 300 euro, sempre 300, va dentro, gli apre l'orecchia, gli parla dentro, va dentro un po', prima gli parla, poi sta dentro un po', torna fuori, cavallo che mette a piangere, il cavallo che si mette a piangere, avvilito di nuovo, sì, capito, ma come prima, ma scusa, allora, ma c'è già succeduto? Ma c'è già tu fatta che c'è va? Allora, le prime volte, sulle altre teorie, le dite che è big è più grande di lui. E lui si è mettuto a ridere. E dopo, e le seconde volte, le ho fatta vedere. Dio, povero. Sì, però una brutta. Via Podgora, via Podgora. Via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Vergognosissimo!